Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, come sempre insieme fino alle 13:30 con notizie di cronaca e aggiornamenti. Cronaca a partire dall'assalto che si è verificato all'alba di oggi alla fabbrica di Prada, siamo a Dolo, lungo la riviera del Brenta, nel distretto della calzatura di lusso. Un comando di banditi ha preso appunto d'assalto la fabbrica rubando scarpe firmate per oltre 400.000 euro. Tra poco ci collegheremo con Edi Kaliman da Dolo, ma cominciamo subito con la polemica che ormai da giorni sta infiammando il clima alla Biennale di Venezia. È di queste ore la notizia che il ministro Giuli ha deciso di disertare appunto la Biennale. Abbiamo in collegamento il nostro Lorenzo Maier con il presidente della Regione Veneto Stefani. A te Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Marta, buona giornata a te e ai nostri telespettatori. Ringraziamo moltissimo il Presidente della Regione Roberto Stefani per essere con noi. L'abbiamo catturato perché fra pochissimi istanti inizierà la cerimonia. Allora Presidente, ha ribadito che anche il Ministero farà la sua parte, ha ribadito il ruolo di Venezia come riflessione verso la pace. Assolutamente sì, qua siamo davanti a un'opera che celebra il nostro Leone di San Marco. Pax tibi Marce Evangelista Meus, la pace sia a te. E questo deve essere il messaggio che anche l'arte deve lasciare, uno spazio libero di cultura, di espressione, capace anche di far dialogare, perché l'arte non deve per forza dare risposte, l'arte deve anche interrogare e lasciare delle domande. E credo che la fruizione di questa Biennale possa essere un'occasione non per scontrarsi, non per continuare a fare polemica, ma per dare occasioni di pace e di dialogo. E credo che chi ha responsabilità istituzionali, io da Presidente della Regione, abbia la responsabilità anche di dire questo. Ha ribadito anche che bisogna riflettere e che la sua presenza qui oggi è un omaggio alla storia ultracentenaria della Biennale. È una storia ultracentenaria che ha superato conflitti internazionali, che ha superato sfide globali e che ancora è qui a resistere e ad innovare e a rinnovarsi. E credo che questo sia un messaggio straordinario che noi lanciamo qui dalla Biennale di Venezia, e credo anche che sia giusto che la Regione sia al fianco della Biennale, dell'arte e di tutte le forme libere di espressione. Lei poi parteciperà ovviamente alle varie riunioni CDA della Biennale anche in prima persona, oltre che con i suoi delegati. Sì, è così, l'ho già fatto nel primo CDA in cui ho votato la stessa delibera e credo che ci sia giusto farlo anche in futuro. D'altra parte, voglio dire, c'è una polemica su uno Stato, ma ci sono altri Stati autocratici che hanno la possibilità liberamente di esprimersi in questa Biennale, e quindi dobbiamo anche guardare in faccia la realtà ed essere onesti intellettualmente. Una cosa che chiedo per favore, ha già fatto un giro rapido su questo padiglione, un po' in corsa con i presidenti anche passati della Biennale, oltre che con il presidente Pietrangelo Buttafuoco. Che impressione ne ha avuto? E poi le chiedo, per chiudere, la Biennale è una storia ultracentenaria che ha superato vari momenti, quindi anche questo piccolo screzio polemica verrà superata. Beh, assolutamente sì, è un dovere superare queste polemiche che non fanno parte della Biennale. La Biennale è una storia grande che deve continuare ad esistere, deve continuare soprattutto a rendere grande il nostro Veneto. Io sono qui anche e soprattutto per questo. Grazie molte al Presidente per essere stato con noi, grazie Magda per averci dato la linea, ci ricollegheremo se sei d'accordo più tardi dopo la presentazione. Grazie ancora al Governatore. Grazie. Grazie a Lorenzo Maier. Noi ora continuiamo con la cronaca, come detto in apertura, dalla provincia di Venezia, da Dolo in particolare. Ci arriva quest'altra notizia di cronaca relativa all'assalto verificatosi all'alba di oggi alla fabbrica di Prada, che si trova appunto a Dolo in riviera del Brenta, nel distretto della calzatura di lusso. Davvero ingente il bottino. Ci colleghiamo con Edi Kaliman. A te Edi, buongiorno.
Marta, buongiorno a te e ai telespettatori. Siamo in via Primo Maggio, già via delle Industrie, la zona industriale qui a Dolo. Alle mie spalle lo stabilimento di Prada nel Veneziano. Nelle prime ore della giornata, intorno alle 4 del mattino, un comando di circa 6-7 persone si è avventato nello stabilimento, sfondando con alcuni mezzi il cancello principale che dà accesso ai magazzini dello stesso stabilimento, e attualmente l'ingresso, come vedete, è ancora in fase di sistemazione, proprio perché i carabinieri che sono all'interno dello stabilimento in questo momento stanno continuando a raccogliere tutti gli indizi necessari a anche individuare, per appunto riuscire anche a individuare quelli che sono stati responsabili di questo assalto, che ha prodotto un bottino di oltre 400.000 euro. Si parla forse di mezzo milione di euro rubato di scarpe che si trovavano all'interno dello stabilimento. Oggi Prada è aperta, abbiamo visto in questi minuti in cui siamo arrivati anche con Simone Merlo, che sta curando la parte tecnica, numerosi camion pieni di merce che scaricavano e caricavano insomma i prodotti di lusso all'interno, quindi la produzione e lo smercio continua. Intanto però, come abbiamo già accennato, i carabinieri stanno cercando di individuare i responsabili della banda, che sarebbero appunto entrati non solo sfondando il cancello, ma anche mettendo in quest'area dove mi trovo dei furgoni e delle auto risultate poi tutte rubate per bloccare il passaggio all'arrivo delle forze dell'ordine. Abbiamo notato inoltre che la centralina elettrica che c'è al di fuori della recinzione dello stabilimento è stata forzata e lievemente manomessa, forse chissà anche per cercare di eludere la registrazione delle telecamere di cui è cosparsa l'intera zona e l'intero stabilimento. Intanto queste sono le notizie che ci arrivano e ci giungono da qui. I responsabili dello stabilimento qui di Dolo non vogliono parlare, ci hanno detto che l'azienda preferisce mantenere la riservatezza in questi casi, anche ovviamente per il grave danno economico subito. Marta, se abbiamo novità ti richiediamo la linea, intanto da Dolo è tutto. Grazie a Heidi Kaliman con la collaborazione di Simone Merlo per la parte tecnica. Ora la cronaca giudiziaria, andiamo a Padova, perché ieri in tribunale c'è stata l'udienza, una delle udienze per il femminicidio di Giada Zanola. È stata la giornata dell'ex compagno accusato del delitto. Non ho ucciso Giada, non so come sia finita lì sotto. Ieri in tribunale a Padova è stata la giornata della deposizione di Andrea Favero, il 40enne camionista di Vigonza, a processo per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, morta il 29 maggio del 2024, gettata dal cavalcavia sopra l'autostrada A4. In aula, rispondendo alle domande del giudice e del pubblico ministero, Favero ha detto che quella notte aveva lasciato Giada sul cavalcavia viva dopo aver litigato. Non so cosa sia successo dopo, l'ho salutata e sono tornata a casa da nostro figlio, ha spiegato il 40enne, ribaltando completamente le sue prime parziali ammissioni che aveva fatto dopo la morte di Giada davanti a un poliziotto. Ammissioni che però al fine del processo sono inutilizzabili perché fatte senza la presenza del pubblico ministero e di un avvocato. Parole che, a detta di Favero, sono state pronunciate in un momento in cui si sentiva pressato dalle domande degli investigatori che stavano cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita di Giada Zanola. In aula Favero ha detto che quella notte, dopo aver consumato un rapporto sessuale con lui, Giada era uscita a piedi. Lui l'aveva raggiunta in auto ed erano arrivati al cavalcavia. Lei a quel punto era scesa dall'auto e aveva chiesto di essere lasciata lì. Non immaginavo potesse arrivare a togliersi la vita, ha detto Favero in aula. Giada nel sangue però aveva tracce e quantità di benzodiazepine tali da essere stordita. Farmaci che Favero si era fatto prescrivere ma non aveva mai utilizzato, mentre Giada le aveva usate perché nell'ultimo periodo, ha sempre detto Favero, non riusciva a dormire. Tra gli atti in mano agli inquirenti però i messaggi che la ragazza mandava ad un'amica, nei quali scriveva che nell'ultimo periodo si sentiva stanca e aveva il dubbio di essere drogata dal compagno da cui si stava separando.
La polizia di Verona ha denunciato una cittadina serba di 40 anni accusata di un furto commesso ai danni di un'operatrice sanitaria dell'ospedale di Borgo Trento. I poliziotti sono intervenuti su denuncia della vittima, una dipendente in servizio nel reparto di chirurgia del nosocomio, che ha segnalato il furto del suo portafoglio e l'utilizzo della sua carta di credito. Secondo quanto riferito, la donna aveva riscontrato 5 pagamenti, tutti effettuati in 2 esercizi commerciali all'interno del polo Confortini. La presunta responsabile è stata individuata in meno di 24 ore grazie all'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dell'azienda ospedaliera, che ha ripreso la donna mentre si trovava nei negozi proprio negli orari in cui venivano effettuati i pagamenti. La quarantenne è stata così denunciata per furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. La Guardia di Finanza ha sequestrato una fabbrica clandestina di sigarette nel veronese, giro d'affari illegali da 240 milioni di euro, 13 le persone denunciate. Maxi operazione contro il contrabbando di sigarette. Nel veronese è stata smantellata una fabbrica clandestina con un giro d'affari da 240 milioni di euro l'anno. La Guardia di Finanza di Palermo, su delega della Procura europea, insieme ai colleghi di Verona, ha sequestrato a Castagnaro un impianto industriale dal valore di oltre 2 milioni di euro, dotato di attrezzature e macchinari, capace di produrre fino a 4 milioni di sigarette al giorno. Nell'operazione sono state trovate 17 tonnellate di sigarette pronte alla vendita e 8 tonnellate di tabacco triturato, oltre a materiali per il confezionamento contraffatto. Parte della merce era stoccata anche in depositi nel Padovano, a Monselice e Terrassa Padovana, dove sono stati sequestrati 31 bancali di materiali per la produzione di tabacchi e 9 tonnellate di sigarette. I finanzieri hanno individuato gli impianti risalendo alla filiera di approvvigionamento a partire da alcuni sequestri di sigarette a Palermo. Nell'operazione sono state denunciate 13 persone, tra cui 11 cittadini dell'Est Europa, tra bulgari e ucraini alloggiati in stanze di fortuna ricavate nell'azienda, e 2 italiani titolari dell'opificio. Secondo le stime delle Fiamme Gialle, l'attività illecita avrebbe garantito profitti fino a 700.000 euro al giorno, con un danno annuo alle finanze pubbliche di circa 160 milioni di euro. 3 condanne e 3 assoluzioni per la morte sul lavoro di Mattia Battistetti a Montebelluna. Era l'aprile del 2021. Questa non è giustizia, le parole dei genitori del 23enne. Oggi avevamo anche la preghiera del Santo Padre, perché mi ha scritto anche lui, ma neanche quella è servita. Ti aveva scritto Papa Leone? Sì, mi aveva scritto la settimana scorsa che sta seguendo la nostra vicenda e che oggi in modo particolare avrebbe pregato perché Mattia avesse giustizia. Nessuna condanna avrebbe portato Mattia a casa nostra a occupare quella sedia che ha lasciato vuota, però così torniamo a casa ancora più tristi. Il vuoto che da quel 29 aprile del 2021 ha inghiottito mamma Monica è diventato una voragine dopo la pronuncia del giudice di Treviso, che a metà mattina ha emesso la propria sentenza sul caso di Mattia Battistetti, il 23enne morto sotto un carico di impalcature sganciatosi da una gru mentre stava lavorando in un cantiere di via Magellano a Montebelluna. Dopo una lunga battaglia fatta di perizie, controperizie e testimonianze, la pronuncia, che manda assolti con formula piena 3 imputati, Bruno Salvadori, Gian Antonio Bordignon e Andrea Gasparetto, mentre condanna per omicidio colposo gli altri 3, Loris Durante, Marco Rossi e Gabriele Sernagiotto, per loro 1 anno e 6 mesi di reclusione, pena sospesa, riconosciuta una provvisionale da 100.000 euro per i genitori, 50 per la sorella, 20 ai nonni. Condanna altresì imputata la decisione delle spese processuali sostenute dalle parti civili. Pene troppo miti non solo per i genitori ma anche per il popolo che da anni sostiene la loro battaglia, è presente sia dentro che fuori dall'aula. Cerca di ragionare a mente fredda l'avvocato di parte civile, che parla di sentenza segmentata. Evidentemente nella catena di produzione dell'evento morte, cioè ha introdotto una cesura tra alcune posizioni e altre. Chiaro che si attendano le motivazioni, ma l'appello sembra scontato. Bisogna accettare fino a un certo punto anche noi quello che decide, insomma.
però certamente ritengo che la dignità e il rispetto per chi non c'è più a 23 anni meritasse qualcosa di più. Continueremo a lottare, giurano Monica e Giuseppe Battistetti, con loro la figlia Anna. Certamente sì, perché questo è stato promesso sulla tomba di mio figlio di 23 anni e questo finché avrò fiato andrà fatto, senza guardare in faccia a nessuno. Non si può sempre accettare tutto così, perché sennò è chiaro che non si va da nessuna parte. E la protesta fuori e dentro l'aula, la rabbia dei sindacati. Vediamo. Ingiustizia, miseria e lutto, pagherete caro, pagherete tutto. Sono da poco passate le 10:30 quando i lavoratori partiti, le sigle che da anni sostengono la battaglia di Battistetti si riversano fuori dall'aula dopo la lettura della sentenza davanti il Palazzo di Giustizia. Ci sono anche i segretari generali provinciali di CGIL e CISL. C'è molta delusione e anche rabbia per la famiglia in primis e anche per la sentenza, perché continuiamo a condannare, le condanne sono state fatte di fatto sui lavoratori, quelli che sono i soggetti sopra sono stati tutelati, quindi le aziende per l'ennesima volta si tolgono il problema della sicurezza sul lavoro e soprattutto si poteva oggi veramente fare la differenza e provare a mettere in primis la vita delle persone rispetto a quello che è il profitto delle aziende. Noi continuiamo a denunciare con forza come il numero degli infortuni non diminuisce, il numero degli infortuni mortali non diminuisce nella nostra provincia e quindi dobbiamo per forza fare dei passi avanti. Serve l'impegno da parte di tutte le istituzioni, gli enti preposti, se no questa piaga continuerà. Un'emergenza, quella sul lavoro, che è quindi un trend. Per questo il caso Battistetti, dicono, riguarda tutti. Oggi non c'è stata assolutamente giustizia per Mattia e io credo che tutte le lavoratrici e i lavoratori che nei luoghi di lavoro sono costantemente a rischio dell'incolumità, della salute e della vita, oggi abbiano subito un vero e proprio affronto, una vera e propria oppressione. Noi continueremo a lottare insieme alla famiglia di Mattia Battistetti. Nei prossimi gradi di giudizio saremo sempre a fianco a loro e a fianco a tutte le famiglie dei morti sul lavoro, e soprattutto continueremo a lottare per chiedere l'introduzione di un reato di omicidio sul lavoro e per chiedere maggiore sicurezza sul lavoro e maggiore prevenzione e controlli. Giustizia, giustizia, vergogna, vergogna, vergogna. Restiamo nel Trevigiano. Un anno fa la sparatoria di Chiarano per il tentato omicidio del genero. Alex Lucchesi è stato condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione. L'uomo avrebbe chiesto anche scusa ed offerto una piccola somma a titolo di risarcimento. L'importante era chiudere questa pagina triste, brutta e che poteva avere delle conseguenze ancora più gravi. Reo confesso del tentato omicidio ai danni del genero, per Alex Lucchesi, 54 anni, è arrivata la sentenza dopo giudizio abbreviato, 6 anni e 6 mesi la condanna inferta per i fatti che avevano scosso a fine febbraio 2025 la comunità di Chiarano. L'uomo infatti aveva sparato alla schiena del compagno della figlia, il 30enne Gregory Malacarne. Era mattina in un locale del centro, poi la fuga rocambolesca tra Mestre e Ceggia, terminata con l'arresto da parte dei carabinieri 2 giorni dopo. E tra l'altro il signor Malacarne ha avuto delle gravi conseguenze, quindi ha dovuto fare 3 mesi di riabilitazione all'ospedale di Motta di Ilvenza. È stato fortunato perché poteva veramente avere delle conseguenze ancora più gravi e peggiori. Sullo sfondo un clima esacerbato, rapporti pessimi fatti di ingiurie e umiliazioni. Ad ogni buon conto Lucchesi negli ultimi giorni ha tentato un riavvicinamento. C'è stata una lettera di scuse che però è stata recapitata da poco. C'è stato, l'abbiamo saputo questa mattina, l'invio di un assegno a parziale risarcimento che però poi non è stato ritirato. Poi non ci sono stati altri tipi di rapporti tra il papà, la figlia e il genero. L'importo dell'assegno, riferisce l'avvocato, era di soli 1.500 euro, decisamente troppo pochi per un tentato omicidio. In ogni caso saranno le parti offese, compresa la figlia di Lucchesi, a decidere se aprire la partita risarcitoria in sede civile. C'è poi un'altra questione che attiene alla sfera più familiare. La figlia e il genero sono disposti a perdonare il Lucchesi? Non avete mai parlato in questi termini? No, di questo non posso rispondere, è una faccenda molto personale
è un fatto grave, ma che riguarda appunto delle vicende familiari personali, quindi su questo io non posso rispondere. Rapina in villa a Pieve di Soligo, il 18enne Halil Mashkulli è in carcere. L'avvocato difensore, oggi l'ho incontrato, con lui abbiamo stabilito una linea difensiva. Abbiamo stabilito la linea difensiva e quello che io adesso farò sarà, assieme al collega Riponti, sarà la richiesta di riesame al Tribunale di Venezia, per vedere le carte e per vedere eventualmente un'ipotesi di domiciliare. Così l'avvocato Giorgio Pietramala, che assieme al collega Danilo Riponti difende il 18enne Ali, arrestato per la rapina in villa messa a segno a casa della famiglia Bubola a Pieve di Soligo. Una misura alternativa meno afflittiva è questa intanto la richiesta per il giovane che si trova nel carcere di Santabona. Il ragazzo è scosso, questo ha 18 anni, è la prima volta che finisce in carcere, quindi è comprensibile lo stato d'animo di questo ragazzo. Però ovviamente ha una famiglia che ritengo, li incontrerò presto, ritengo siano disponibili a prenderlo in casa. Poi, ripeto, questo sarà un tentativo, dopo vedremo. L'istanza al Tribunale del riesame di Venezia è per ora l'unico passo che possiamo fare in attesa, dice, degli ulteriori accertamenti e indagini da parte degli inquirenti. Halil, che è stato fermato subito dopo la violenta rapina, non ha voluto dare i nomi dei complici. In 3, infatti, avevano assaltato la villa minacciando la famiglia e picchiando Alessandro Bubola davanti a moglie e figli. Intanto continua da parte dei carabinieri la caccia agli altri 2 malviventi. L'avvocato Pietramala ha chiarito di non essere entrato nel merito dei fatti con il 18enne che ha incontrato in queste ore durante i primi colloqui, limitandosi a raccogliere le prime impressioni dell'assistito e a pianificare i passi formali. Non abbiamo parlato del fatto, sì. Lui si difende, dice che è stato arrestato, è stato trovato, mi ha esposto quali sono gli elementi di accusa che adesso dovremo valutare, ma non sono in grado in questo momento di dire niente. Sulla testa del giovane pende anche l'accusa di aver fatto parte di un'altra rapina, quella avvenuta lo scorso anno a Refrontolo, procedimento per il quale era stata richiesta la messa alla prova in quanto al momento del fatto era ancora minorenne. A Vicenza ora la polizia ha arrestato un 31enne appena uscito dal carcere, l'accusa è di rapina aggravata. È notte quando un 47enne americano viene aggredito in contrappescherie vecchie in pieno centro storico di Vicenza. Gli si avvicina un 31enne senegalese che, con la scusa di chiedergli una sigaretta, si impossessa del suo telefono cellulare dopo una colluttazione. Poi, secondo la ricostruzione, l'aggressore avrebbe estratto un coltello pretendendo, in cambio della restituzione del cellulare, una banconota da 50 euro. I fatti vengono ripresi dalla telecamera di un locale. Alle 2:15 di notte la polizia, allertata, con una volante in via Allende, individua l'uomo che corrisponde all'identikit dell'aggressore. L'immigrato, alla vista degli agenti, tenta di disfarsi di una banconota stropicciata che risulta essere la stessa poco prima rapinata. E vicino a dove viene fermato, la polizia trova un coltello da cucina abbandonato in un'aiuola. Il 31enne senegalese viene quindi portato in questura e durante il trasporto oppone resistenza fisica, scalciando e colpendo gli agenti. Da un controllo emerge poi che l'arrestato era stato appena scarcerato la mattina stessa dopo una condanna per rapina. È stato dunque portato nella casa circondariale di Vicenza con l'accusa di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Ed ancora da Vicenza con la cronaca, è ricoverata in rianimazione la 51enne investita ieri nei pressi dell'ospedale cittadino. Servono più controlli, tornano a chiedere i residenti di Strada Marosticana. È tuttora ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del San Bortolo la donna di 51 anni che è stata investita da un'auto verso le 11:30 nell'attraversare le strisce pedonali di via Fratelli Bandiera mentre si stava recando proprio in ospedale. La prognosi resta riservata dopo il lungo intervento chirurgico a seguito del gravissimo trauma cranico subito. È solo l'ultimo incidente stradale in ordine di tempo in una città dove esistono zone dove la frequenza dei sinistri avviene con inquietante ripetitività, come Strada Marosticana, dove i residenti hanno sollecitato più volte interventi al comune per migliorarne la sicurezza. Solo ieri pomeriggio si è registrato uno scontro tra un'auto e un camion al confine con 2 ville. Fortunatamente la donna al volante ha subito un trauma meno impattante, da codice giallo. Mi sono reso conto che c'era l'incidente perché
erano tutti fermi. La strada Marosticana sta diventando pericolosa. Dobbiamo rassegnarci? Diciamo, deve cambiare anche la mentalità della gente. Gli assessori qualche volta che fanno la viabilità non sono all'altezza. Purtroppo trovo sempre dei cartellini dove c'è scritto Nicola pedala con noi, un altro nome pedala con noi, quindi si dovrebbe intervenire. Poi certa gente comunque accelera e la sicurezza non diciamo che è proprio a 100%, soprattutto quando vedo i conducenti con i telefonini in mano. Quello è proprio per me una cosa esagerata. Dossi lo so che non si possono, quindi qualche autovelox con le multe. Autovelox vedo che anche dove ci sono non servono. Non è neanche la velocità o qualche comportamento particolare sul tipo di guida che uno magari sa condurre, ma è proprio l'imprudenza. C'è sempre di più gente che non ha la minima cognizione di come si guida. Servirebbe più vigilanza, ma da persone, non da, come si può dire, da manichini messi lì così, persone che vedono, che possono anche intervenire e anche magari aiutare a modificare, a fare qualcosa. Dopo la scoperta di un ingente traffico di droga e cellulari all'interno del carcere Due Palazzi di Padova, interviene il presidente del CDA della cooperativa Altra Città. Non facciamo di tutta l'erba un fascio, dice, il nostro onesto impegno con i carcerati continua. Un traffico di droga e dispositivi elettronici all'interno del carcere con un giro d'affari da decine di migliaia di euro. È il vaso di Pandora scoperchiato grazie all'indagine della Polizia Penitenziaria Due Palazzi di Padova, dove cocaina, cellulari e SIM venivano introdotti e distribuiti tra i detenuti. Al centro dell'inchiesta, coordinata dalla Procura Padovana, una rete strutturata che coinvolge una ventina di indagati tra detenuti e familiari. Tra questi anche Paolo Bordin, 59enne di Villafranca Padovana, dipendente della cooperativa Alta Città, attiva all'interno del carcere, finito agli arresti domiciliari. La cooperativa da più di 20 anni costruisce con e per le persone detenute percorsi tra carcere e territorio, di lavoro e inserimento sociale, e ora non vuole che per colpa di un singolo tutto l'onesto lavoro venga cancellato. Il signor Bordin era un magazziniere, lavorava da noi dal 2020 e non ha nessun tipo di responsabilità di governance della cooperativa, contrariamente a quanto è uscito su alcune testate. Noi siamo consapevoli di lavorare in un ambiente difficile e questi episodi periodicamente, questa volta hanno coinvolto noi purtroppo, ma periodicamente vengono alla luce nelle cronache e noi però siamo fermi nella nostra missione, siamo convinti di quello che facciamo. Ripeto, centinaia di percorsi sono stati intrapresi, delle belle storie hanno avuto una conclusione al di fuori del carcere e noi siamo convinti della nostra mission e continueremo così. Le indagini sono partite nel 2024 facendo emergere un sistema organizzato per l'ingresso illecito di droga e apparecchi elettronici. Secondo gli inquirenti, la distribuzione interna sarebbe stata coordinata da un detenuto considerato figura di riferimento nello spaccio, Abderram Kendila, arrestato per omicidio avvenuto nel 2010. Mi fa piacere che ci siano degli interventi di controllo, anche perché nel mio lavoro raccolgo spesso lamentele da parte dei detenuti che mi dicono non vogliamo trovarci coinvolti in questioni di illegalità e di traffici legali all'interno del carcere. Quindi ben venga quello che si sta facendo, ecco, purché sia fatto con le dovute cautele e dovuto rispetto anche di tutti i soggetti che operano in maniera eccezionale all'interno di questo carcere. Continuano i controlli della polizia negli stabili abbandonati della città di Padova. Al portello gli agenti sono entrati appunto in un edificio abbandonato all'Arcella, scoperte 2 tende utilizzate come bivacco. Avevano occupato uno stabile di edilizia popolare di via Marzolla al Portello i 2 stranieri individuati dalla polizia durante un controllo degli edifici abbandonati presenti a Padova. I 2 avevano forzato una porta finestra e trovato rifugio all'interno in condizioni igienico-sanitarie pessime, tra bottiglie vuote, escrementi e ogni genere di spazzatura. Si tratta di un marocchino di 29 anni e di un tunisino di 40, già destinatari di un provvedimento di espulsione dall'Italia. Entrambi sono stati identificati e denunciati
per invasione di terreni o edifici. In zona Arcella gli agenti della questura hanno individuato 2 tende dopo la segnalazione di alcuni residenti. All'interno vivevano un cittadino moldavo di 53 anni e un pakistano di 29. A Cortina d'Ampezzo, a Mortisa, un incendio che si sospetta di natura dolosa ha rischiato di trasformarsi in tragedia, presa di mira all'abitazione dell'imprenditore immobiliare Gianluca Gaspari. L'uomo, sorpreso nel sonno, è riuscito a salvarsi per un soffio, riportando però alcune ustioni. È stato svegliato nel cuore della notte da alcuni rumori sospetti, poi l'ha scoperta. Le fiamme stavano già avvolgendo l'ingresso della sua abitazione a Mortisa, località dove si sta lavorando per la costruzione della cabinovia Pollogno-Socrepes. A Cortina d'Ampezzo si è sfiorata la tragedia. Qualcuno ha appiccato il fuoco a un mucchio di legna cosparso di benzina posizionato davanti alla porta e alla finestra, di fatto le uniche vie di fuga dell'appartamento, ha riferito al cronista del Corriere delle Alpi il proprietario Gianluca Gaspari, noto immobiliarista di Cortina. L'imprenditore, rientrato poche ore prima da un viaggio, si è trovato davanti l'incendio già in fase avanzata. Con indosso solo pochi vestiti, è riuscito a uscire di casa e ha tentato di spegnere le fiamme con un badile, evitando che il rogo si propagasse all'interno dell'abitazione ricca di elementi in legno. Attorno alle 2:20 sono stati allertati i pompieri, permanenti e volontari, arrivati con più mezzi. Il loro intervento ha permesso di mettere in sicurezza l'area in poche ore e di bonificarla. Gaspari è stato trasportato all'ospedale di Pieve di Cadore con ustioni agli arti. Sulla vicenda indaga il commissariato di Cortina, mentre sono attesi gli esiti degli accertamenti svolti dall'ufficio di polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco. Pare che nei mesi scorsi Gaspari fosse stato obiettivo di atti vandalici mirati e ora è caccia ai responsabili. Esterrefatto e preoccupato il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi. A Cortina non siamo abituati a queste cose qua. Ero già stato avvertito dai Vigili del Fuoco alle 4 di mattina, ancora l'altro ieri mattina, dicendomi che poteva esserci questa ipotesi. Adesso lasciamo che ci siano le indagini, che capiscano e vediamo chi è stato. Sicuramente non è un fatto piacevole per Cortina, siamo vicini alla famiglia, ma insomma adesso io spero che, vista anche un po' le Olimpiadi, forse che aveva un po' così allarmato un po', la gente si mette tranquilla, ritorniamo alla nostra normalità. Noi come comune stiamo ripristinando tutto, cercando proprio per dare quella leggerezza di cui Cortina ha bisogno e quindi sono comunque molto dispiaciuto e da un punto di vista anche preoccupato. Ancora cronaca, non si dà pace la famiglia del piccolo Andrea Teso, morto a soli 3 anni. Era andato a riposare con la mamma, ma non si è più svegliato. È accaduto a Cavallino Treporti. Il bambino aveva l'argento vivo dentro, in pratica. Una cosa che inaspettata proprio. È arrivato in ospedale quando il suo cuore aveva già smesso di battere, nonostante i tentativi disperati di stabilizzarlo nella casa di Treporti a Cavallino da parte di medici e infermieri del SUEMA 118. Il piccolo Andrea Teso, 3 anni, non ce l'ha fatta. Ora la famiglia non si dà pace. Mai avuto niente in 3 anni e mezzo, poca febbre, un po' di raffreddore. Una cosa cioè non riesco a... Se stava male, capisco, sta male il ragazzo, va bene. Ma sempre stato bene, sorridente. Andavamo per i centri commerciali, salutava la gente. Era vivacissimo. Andrea era appena uscito dall'influenza che aveva colpito tutta la famiglia, nessun lamento, autonomo, come la mamma Cucchi lo stava crescendo, sapeva esprimersi quando stava male. Questa volta nessun cenno. Dopo una notte passata a vegliarlo, perché forse aveva ancora qualche strascico legato all'influenza, Andrea era andato a riposare con la madre nel primo pomeriggio. Al loro risveglio il piccolo non ha più risposto. È stata la nonna a chiamare i soccorsi, giunti in circa 10 minuti, nel mentre il personale del SUEM guidava la signora per il massaggio cardiaco. Date le condizioni apparse subito disperate del piccolo Andrea, si è alzato in volo anche l'elisoccorso di Treviso. Per un'ora i sanitari hanno cercato di rianimare il piccolo, trasportato poi d'urgenza all'ospedale di Jesolo. Era sempre insieme col nonno, infatti anche mio papà purtroppo ha preso anche lui una bella mazzata. Arrivavo a casa io, me lo prendevo io, prima l'aveva il suo nonno. Sempre sorridente, anche sul lettino morto avevi sorriso, come una valanga che mi ci è arrivata addosso. Cosa impossibile.
Andrea lascia una sorellina di 9 anni sconvolta dalla sua perdita, la mamma di origine thailandese, il papà, i nonni e gli zii. A loro si è stretta tutta la comunità di Cavallino Treporti. È una famiglia del nostro territorio che conosciamo, che è anche molto conosciuta da tanti nostri concittadini, e quindi il dispiacere è tanto. Siamo vicinissimi alla famiglia. Dall'US 4 intanto fanno sapere che sul corpo del piccolo verrà svolta l'autopsia per chiarire le cause che hanno portato alla morte prematura. E c'è un'altra tragedia che riguarda un bimbo, quella che ha visto la morte del piccolo Francesco Tommasini, appena 14 mesi, all'ospedale di Udine. Un lutto che ha sconvolto la società anche del Villorba Rugby, dove i genitori del bimbo hanno militato per diverse stagioni. Era la loro vita e quando venivano a trovarci c'era sempre lui con noi. Una famiglia. Una famiglia, quella del Villorba Rugby, di cui era entrato a far parte insieme a mamma Elisa e papà Ilario anche Francesco Tommasini. E così, quando è arrivata la notizia della sua morte a soli 14 mesi, tutto il mondo della palla ovale vilorbese è stato travolto da un dolore difficile da descrivere. Una tragedia che lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, si legge nel post sulla pagina Facebook della società. Non ci sono parole, un fulmine a ciel sereno, dice il presidente Piccolo, che ricorda quando allo stadio dietro al Palaverde arrivavano Elisa e Ilario insieme al loro piccolo Francesco per sostenere la squadra che avevano portato ai vertici. Elisa Forte arriva nel 2016, quando nasce la squadra femminile del Villorba Rugby, in rosa come seconda terza linea, conquista lo scudetto nel 2019, milita nella compagine trevigiana fino alla stagione 2021-2022. Era la classica ragazza squadra dove aveva un peso, aveva un'importanza. Nel 2022 a Villorba arriva anche Ilario, assistente allenatore della Mischia per 2 stagioni, 2022-2023 e 23-24, quando conquista lo scudetto. La particolarità di questi due ragazzi era il sorriso. Questo è una cosa che ti colpisce appena li vedi e li conosci. Nel 2024 Ilario decide di salutare Villorba per dedicarsi al sogno di costruire una famiglia con Elisa. La strada era anche lunga da qui a dove abitano e poi il desiderio di formare una famiglia aveva così fatto sì che la scelta ricadesse prioritariamente sulla famiglia piuttosto che continuare ad allenare. Nonostante la distanza, il legame tra Elisa, Ilario e il Villorba Rugby rimane sempre fortissimo. Non ha scalfito quel legame che si è creato tra di noi. Sono ragazzi che appena possono vengono a vedere una partita e sono quelle classiche persone che anche se non ti vedi da tempo, appena ti rivedi è come se ti fossi lasciato il giorno prima. Piccolo assicura che la società sarà presente il giorno dei funerali. Non ho ancora sentito, Ilaria ed Elisa spiega, credo ci sia un tempo del dolore che va rispettato. Il sostegno che nel rugby è una cosa fondamentale in questa occasione non mancherà, anzi lo metteremo forse più che mai. Siamo profondamente addolorati e colpiti da questa improvvisa e tragica scomparsa. La notizia ha profondamente scosso l'intera città. Siamo senza parole. Come comune ci mettiamo a disposizione della famiglia per qualsiasi supporto sia loro necessario in questo tragico momento. Il messaggio di cordoglio del sindaco Francesco Soligo. Ancora a cronaca, rubano cavi di rame e merendine dal distributore al depuratore di ATS di Castelfranco. L'episodio risale allo scorso novembre e ora i ladri di oro rosso sono stati denunciati. Un egiziano del 93 e un rumeno della classe 90, tutti e due senza fissa dimora, che il 21 novembre scorso si erano introdotti travisati all'interno del depuratore di Castelfranco, dove avevano reciso dei cavi di rame e avevano poi portato via alcune merendine dal distributore automatico. Il rame è il cosiddetto oro rosso, quindi ha un mercato molto diffuso, specialmente
nel mercato clandestino, perché viene reperito a basso costo ed è facile trovarlo anche in siti che sono facilmente accessibili. Nella circostanza è chiaro che quando vengono attaccati, tra virgolette, dei siti istituzionali, possono creare dei disservizi, perché chiaramente sono dei conduttori, quindi viene meno tutto quello che è l'energia elettrica e l'alimentazione di macchinari importanti. Gettano ghiaccio dal cavalcaferrovia e colpiscono un'auto, identificati 2 giovanissimi. Sono giovanissimi, 16 e 13 anni, 2 ragazzini che la notte del 6 febbraio scorso si sono arrampicati sulla massicciata, raggiungendo i binari del treno, scavalcando un muro di cinta, e dal cavalcaferrovia hanno gettato di sotto, dove passa la nuova bretella di via Asiago, a San Zeno di Cassola, palloncini pieni di ghiaccio. Uno di questi ha colpito in pieno il parabrezza di un'auto al cui volante si trovava un 26enne cassolese, che solo per miracolo non è rimasto ferito e la situazione non è degenerata. È stato lui che ha allertato il 112, i carabinieri si sono messi sulle tracce dei 2, risultati essere residenti in zona. Devono rispondere di getto pericoloso di oggetti in concorso e danneggiamento. Per il 16enne è scattata la denuncia, per il 13enne, non imputabile, la segnalazione, per entrambi alla Procura dei minori di Venezia. Oltre al gesto recriminabile, da non sottovalutare anche il pericolo corso dagli stessi ragazzini, un fatto che va ad aggiungersi a quelli che vi stiamo raccontando negli ultimi tempi, che riguardano i giovani protagonisti di risse e aggressioni, ed è proprio il sindaco di Cassola che sottolinea l'importanza di fare squadra per prevenire episodi criminosi con protagonisti adolescenti. Stiamo cercando di intavolare tutta una serie di attività con le associazioni, con le parrocchie, attraverso il progetto Mangrovie, per fare in modo di sottrarli a quello che può essere semplicemente il mondo dei social, alla noia che può portare a determinate bravate che, ripeto, sono molto rischiose. Se noi riusciamo a cogliere nel segno sul piano della prevenzione, a livello di repressione anche questi episodi diminuiscono. Torniamo ora a parlare del caro carburanti. Ieri sera il governo ha deciso uno sconto del prezzo appunto dei carburanti, ma alla pompa ancora non si vede. I gestori stanno aspettando indicazioni dalle compagnie petrolifere. Andiamo quindi a Padova proprio da un gestore, con Federico Fusetti. Buongiorno da Padova, siamo in corso Primo Maggio e siamo in strada perché insomma la notizia del giorno è questo possibile calo dei prezzi del carburante. Siamo con Flavio Convento, che è il presidente della FAIB, che è l'associazione dei gestori delle pompe, e lui rappresenta il Veneto. E la prima domanda è: ieri sera Consiglio dei Ministri, taglio di 25 centesimi delle accise subito pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi in teoria da oggi i prezzi dovevano calare. Le chiedo se è così. Sì, in teoria dovrebbero calare da oggi, noi siamo in attesa, questa è un po' la dimostrazione che il prezzo non lo decidiamo noi, quindi stiamo aspettando, tutti stanno aspettando da parte delle compagnie petrolifere che venga comunicato questa riduzione di prezzo. Sappiamo benissimo che questo va a incidere sulle casse del gestore, perché tutti i litri che sono all'interno delle cisterne avranno una diminuzione di 25 centesimi, quindi quasi il margine completo del gestore, e su questo non abbiamo capito nessun tipo di intervento che possa essere fatto a tutela di questa riduzione di prezzo. E un taglio delle accise perché il governo ha voluto, diciamo, un intervento generale, cioè per tutti, non le fasce deboli o una parte degli automobilisti. 20 giorni di sconto, diciamo così, secondo voi è un provvedimento utile? Ma io penso che un intervento così a tutti va ad aiutare le fasce deboli, anche perché sicuramente chi non ha problemi, anche se costa 3 euro la benzina, sicuramente va a incidere poco. L'utente finale, l'utente comune, sicuramente una riduzione delle accise, del prezzo della benzina diventa molto utile. Trovo un po' un controsenso solo 20 giorni, perché io mi auguro che in 20 giorni la crisi in Medio Oriente si chiuda, ma non penso che siano queste le tempistiche. I 20 giorni li vedo abbastanza limitati. Speriamo, e sicuramente serve all'utente finale, ai consumatori, ai beni primari, perché come sappiamo lavorano su ruote, quindi il trasporto viene fatto su ruote, quindi sicuramente è un intervento necessario per la collettività.
Però voi in prospettiva vedete qualcosa di diverso, cioè prendere in mano la situazione per un intervento che sia, come si dice, strutturale, cioè definitivo. Ma io penso che questo sia il momento decisivo. Abbiamo un DDL fermo al governo da circa 3 anni dove riallinea tutto il settore carburanti, quindi anche una riduzione degli impianti, una ristrutturazione di tutta la rete. Questo comporterebbe intanto una riduzione di manutenzione sugli impianti, una riduzione sul fatto dei trasporti, quindi riducendo il costo anche della benzina. Questo renderebbe il prezzo strutturalmente più basso e quindi sia a vantaggio della categoria, che sono 10 anni che aspettano una ristrutturazione del settore, ma anche dell'utente finale, della collettività completa, e quindi penso che sia arrivato il momento che il governo prenda in mano questo DDL fermo da 3 anni, dove avevamo trovato tutte le situazioni, tutte le agevolazioni per l'utente, per le compagnie petrolifere e per il gestore stesso. Ultima domanda, il governo ha detto faremo comunque dei controlli, ci saranno dei controlli anche su strada, anche negli impianti, perché insomma, sembra quasi di capire a volte che i gestori possono essere complici di qualche imbroglio, diciamo, sui prezzi, può essere. Ma guardi, noi ribadiamo che dopo il furbetto c'è in tutte le categorie, in tutti i settori. Io penso che il controllo che venga fatto dalla finanza sul distributore sia veramente assurdo, cioè va fatto un controllo e si parla di speculazione, sicuramente bisogna andare alla fonte e non alla fine del problema. Penso che abbia già un obbligo molto importante il gestore, che deve comunicare il prezzo all'osservatorio prezzi, e quindi c'è già un controllo a priori, quindi il controllo non deve essere fatto sull'impianto, anche se noi siamo qui non c'è nessun problema, ma è tempo sprecato e va anche a incidere su una categoria che è già altamente penalizzata, con un margine che ricordiamo di 3,5 centesimi al litro. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Scarafaggi nella cucina della casa di riposo di Bonora di Campo San Piero, blitz dei carabinieri del NAS. Dovremmo avere il servizio ora che vediamo e che ci arriva dalla nostra redazione di Padova. Blatte nel locale di smistamento pasti della casa di riposo, la scoperta durante un'ispezione del SIAN, il servizio igiene dell'USL 6 e dei carabinieri del NAS nella struttura Bonora di Campo San Piero. I controlli hanno evidenziato delle condizioni igienico-sanitarie non conformi ad ambienti dove vengono trattati e preparati per la distribuzione i pasti per i 250 anziani ospiti. L'ispezione ha rilevato la presenza di blatte, tanto che i carabinieri hanno disposto la chiusura temporanea dei locali. Anche oggi i controlli sono proseguiti ad ogni piano della struttura. Si tratta di ispezioni disposte da una campagna del Ministero della Salute che ha intensificato le verifiche nelle strutture sanitarie e ospedaliere ed RSA di tutta Italia. Nel caso della Bonora i pasti arrivano già pronti da una ditta esterna con centro di cottura a Piombino Dese. La direzione della casa di riposo ha fatto sapere che la pulizia della stanza incriminata è di competenza dell'azienda incaricata della preparazione dei pasti e che i verbali di contestazione dei NAS non sono stati fatti alla casa di riposo ma alla ditta di Piombino Dese dove vengono cucinate le pietanze. I locali dove sono state trovate le blatte infatti sono di proprietà della casa di riposo Bonora, ma di fatto gli spazi sono in gestione della ditta esterna. La direzione della casa di riposo precisa inoltre che non sono state riscontrate irregolarità negli alimenti. Il NAS dopo i controlli ha avviato la disinfestazione. Ed ora il primo approfondimento di questa edizione dei nostri telegiornali ci porta sulle colline patrimonio UNESCO di Conegliano Valdobbiade. Ne abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin. Buongiorno sindaco, grazie per essere con noi. Buongiorno a te e a tutti gli ospiti. Ecco, allora cominciamo subito dalle notizie non proprio buonissime, dopo andremo con quelle migliori. Il problema delle frane sulle colline dell'UNESCO è un problema annoso che nell'ultimo periodo, complici anche i mutamenti climatici, ha assunto delle proporzioni sempre maggiori. È dei giorni scorsi un appello lanciato dalla presidente dell'associazione
colline UNESCO alla Regione, proprio per rendere più semplice, più facile per i comuni l'iter di ripristino delle situazioni. Un appello naturalmente che è stato accolto da tutti voi sindaci di quest'area così bella e così delicata del territorio trevigiano, funestata nell'ultimo periodo davvero da molte frane. Sono circa 150, no, se non sbaglio, sindaco, nell'ultimo periodo, una cinquantina addirittura nel territorio del suo comune. Sì, è un appello che facciamo tutti assieme, anche perché ci rendiamo conto che a livello burocratico ormai anche sistemare una piccola bancola di qualche metro è davvero difficile, nel senso che passano anche mesi prima di riuscire ad avere un'autorizzazione. Noi negli ultimi anni siamo stati colpiti in maniera pesante, perché comunque, come dico sempre, noi abbiamo un territorio che è bellissimo ma è anche molto fragile. Teniamo presente che attualmente ho ancora un paio di strade che sono chiuse alla viabilità proprio perché interessate da degli smottamenti, e ovviamente lì dove ci sono delle frane o si interviene subito o più tempo si aspetta, più la situazione può peggiorare. Quindi io quello che mi sento di dire, che ho detto anche pubblicamente più volte, è quello che ci venga data la possibilità di intervenire subito, ma non solo a noi, ma anche ai privati stessi, ovviamente con un controllo, però che ci sia una sburocratizzazione, perché se io devo pensare che dal tempo per costruire il progetto, dare l'incarico, costruire il progetto, avere tutto l'iter autorizzativo, possono passare anche 6-7 mesi. Voi capite che 6-7 mesi con queste piogge torrenziali, pensiamo a Farra di Soligo lo scorso anno nel mese di luglio, come è stata colpita, 6 mesi possono veramente provocare smottamenti ulteriori ed importanti, e quindi, come succede anche per i malati, è meglio prevenire, fare la prevenzione ed intervenire lì dove la situazione ha già delle criticità subito, piuttosto che intervenire dopo, creando e aumentando anche i costi stessi, perché stiamo parlando comunque di migliaia e migliaia di euro. Ecco, Sindaco, quindi quello che voi fate è questo appello alla Regione. Nel concreto, diciamo, che cosa chiedete per poter snellire queste pratiche che vi consentano quindi di operare in tempi molto più rapidi? Ma semplicemente che ci vengano dati dei parametri sulla quale noi possiamo intervenire e venga data la possibilità al sindaco, lì dove c'è una viabilità che viene interessata o comunque una frana che interessa un sito pubblico, di intervenire subito. È ovvio che si apre anche il tema delle risorse, perché comunque stiamo parlando di veramente tanti soldi. Io parlo del mio caso, solamente per sistemare prossimamente un paio di frane oltre centinaia di migliaia di euro, quindi il tema delle risorse è un altro tema, e io ho chiesto che venga anche messo un fondo a livello regionale per situazioni di questo tipo calamitose, o soprattutto interventi che si possano fare in maniera preventiva lì dove noi conosciamo già la criticità, ma di fondo che ci venga data la possibilità di intervenire subito con un iter autorizzativo molto più veloce, in maniera da intervenire subito. Poi il controllo lo possiamo fare tranquillamente anche noi con gli uffici tecnici, però di intervenire subito, cioè ci venga data la possibilità di sburocratizzare, perché se devo aspettare sovrintendenza, progetto, iter autorizzativo, affidamento, gara, servizi forestali e chi più ne ha più ne metta, inizia a essere veramente complesso. Ecco, avete già avuto qualche riscontro dalla Regione, Sindaco? Che io sappia no, nel senso che io ho scritto anche al nuovo assessore alla protezione civile appena si è insediata, chiedendogli insomma un incontro per spiegargli proprio il tema legato al problema che abbiamo noi, legato al dissesto idrogeologico e quindi alle frane. Non ho ancora ricevuto risposta, immagino anche che essendo di primo ruolo probabilmente avrà anche altri pensieri, però aspetto comunque di avere una risposta, alla luce del fatto anche che adesso si è mossa anche l'associazione UNESCO. So che anche altri colleghi hanno fatto delle segnalazioni in questo senso. Speriamo che perlomeno ci convochino a un tavolo e si trovi una soluzione e un iter molto più veloce per poter intervenire davanti a situazioni di rischio come questa.
Ecco Sindaco, allora questa è l'esigenza che viene sentita forte da tutti i territori di quest'area della nostra regione, che peraltro sta piacendo sempre di più, e questa è la buona notizia. È proprio di queste ore la divulgazione insomma degli ultimi dati relativi alle presenze turistiche proprio nel comune di Farra di Soligo, che ha registrato veramente negli ultimi 6 anni un vero e proprio boom del turismo, con un incremento addirittura del 90% di presenze di turisti, soprattutto stranieri. Sì, siamo passati da dei numeri circa 12.000 presenze nel 2019 a oltre 23.000 presenze nel 2025. C'è stato veramente un boom incredibile, del resto le nostre colline sono davvero belle, sono anche le più fotografate, e è stato fatto anche molto in questi anni in termini di promozione, di recettività stessa. Noi abbiamo pensato e presentato proprio nei giorni scorsi il nuovo sito, il nuovo portale dedicato proprio al turismo del comune di Farra di Soligo, inserendo tutte quante le attività che vengono fatte non solo dal comune ma proprio anche dalle attività stesse. Pensiamo a strutture ricettive piuttosto che ristoranti, piuttosto che cantine e così via. Quindi il turismo è sicuramente un volano e un motore importante di crescita, di continua crescita nei prossimi anni dell'intero territorio del Conegliano Valdobbiadene, perché ormai dobbiamo iniziare a ragionare per macro aree. Questo è un territorio per certi aspetti omogeneo, che ha le stesse caratteristiche, e il turista non si ferma al confine comunale, ma proprio per questo stiamo investendo molto su questo tema, proprio per cercare di incrementare sempre più l'accoglienza, e quindi anche il turista che arriva dagli Stati Uniti piuttosto che dall'Europa per visitare le nostre bellissime colline. Ecco, allora sicuramente come numeri, diciamo, sono dei numeri davvero importanti, anche perché stiamo parlando insomma di un territorio di ridotte dimensioni e con delle caratteristiche anche davvero molto particolari, anche di grande delicatezza, no? Ne abbiamo parlato poco fa per quanto riguarda le frane, ma se ne sta parlando molto anche per esempio per quanto riguarda il traffico, in particolare il traffico pesante, no? Con delle iniziative che anche come comuni state cercando di portare avanti per evitare che i camion possano passare con così importante frequenza come accade ora su un territorio tanto bello quanto delicato. Sì, anche questa è un'altra attività che si sta facendo e stiamo portando avanti con l'associazione UNESCO, proprio per andare a sgravare anche il traffico pesante dai centri cittadini, perché comunque sono dei piccoli centri ma che hanno un'affluenza e una viabilità comunque importanti e importante, e quindi anche su questo ci sono tutta una serie di attività che sono state messe in piedi per cercare di andare a trovare delle soluzioni, per cercare di sgravare appunto i centri cittadini da situazioni complesse come può essere un camion all'interno del centro paese. Ripeto, stiamo facendo molto e si sta investendo molto proprio come territorio, come area, come colline del Conegliano e Valdobbiadene. C'è anche una sensibilità maggiore, e questo lo si riscontra insomma sul fatto della possibilità che abbiamo avuto di diventare nel 2019 sito UNESCO, perché questa parola che racchiude di fatto il fatto che noi siamo proprio a livello mondiale riconosciuti per alcune tipicità, e quindi questo deve renderci sicuramente orgogliosi di quello che siamo diventati, ma ancora più orgogliosi di quello che questo territorio può fare ancora e può dare per il futuro, perché le rive eroiche non sono solo frane, ma sono storia, è cultura, è tradizione, è duro lavoro ed è sacrificio dei nostri agricoltori, che con tanta passione, tanto impegno lavorano, come spesso dico io, spaccandosi la schiena per comunque tenere in piedi quello che è un patrimonio a livello mondiale di bellezza. Io la ringrazio per essere stato con noi, grazie a Mattia Perencin, sindaco di Farra di Soligo, grazie e buon lavoro.
Grazie, buona continuazione. Ecco, noi ora continuiamo con la politica, andiamo nelle terre alte, andiamo a Belluno perché si sono concluse le operazioni di spoglio per le elezioni provinciali. Il nuovo presidente della provincia di Belluno è Marco Staunovo Polacco, sindaco di Comelico Superiore. Ci aggiorna Fabio Fioravanzi. Presidente, adesso si può dire lei ha i pieni poteri di presidente della provincia di Belluno da adesso. Sì, questo è il risultato elettorale, quindi lo spoglio è stato concluso da pochi minuti. Il risultato è un risultato che mi dà fiducia e quindi adesso c'è da lavorare. Insomma, ecco, io ovviamente ringrazio Roberto Padrin per il lavoro che ha fatto in questi anni. Mi sembra che abbia fatto un lavoro cercando sempre di tenere unite le anime all'interno della provincia. Ultimamente forse non c'era riuscito appieno, ma insomma io credo che la sua dedizione alla provincia sia assolutamente riconosciuta, debba essere riconosciuta da parte nostra e da parte di tutti i cittadini della provincia. Padrin che lascia in eredità al nuovo presidente, cioè a lei, una provincia che attualmente ha un bilancio da 20 milioni, di cui 16 dall'idroelettrico, con un credito che lei potrebbe ricevere, perché non sta a lei decidere quando, se tutto va bene, nei confronti di Enel da 48 milioni. Sì, questi sono i dati che sono usciti in questi giorni sulla stampa, insomma, e dagli organi provinciali, conti fatti dall'entrata in vigore delle norme del 2022 che appunto dettano queste cifre e quindi vedremo se poi effettivamente le prime risultanze in termini di pronunce del giudice su questa partita andranno nella direzione anche per il Veneto di un riconoscimento di questo dovuto, diciamo, alla provincia di Belluno. Credo che sia ovviamente una partita importante, così come è importante la partita industriale del rinnovo delle concessioni. Sicuramente 48 milioni in un bilancio di 20 nel suo mandato cambierebbero tutto. Ma sì, cambierebbe tutto per la provincia di Belluno, non per il sottoscritto in generale. Credo che cambierebbero molte delle partite che la provincia non è riuscita a mettere a terra in questi anni proprio per una mancanza anche di fondi, e quindi il tema del sostegno in particolare tutti i temi legati allo spopolamento sono sicuramente da destinare e da individuare come elementi qualificanti per l'eventuale spesa dei 48 milioni legati a questa partita. Insomma, ecco, però io ripeto che il tema del rinnovo delle grandi concessioni sia un tema strutturale che vada sostenuto, vada attenzionato, vada fatto un accordo blindato con la Regione Veneto affinché questi fondi possano essere ancora maggiori, ripeto, ai fini proprio dell'autonomia della nostra provincia. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco. Rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, una notizia che ci arriva dal vicino Friuli Venezia Giulia. C'è stata una scossa di terremoto questa mattina avvertita in tutto l'Alto Friuli, epicentro a Moggio Udinese, magnitudo 3.9, non si registrano danni. Politica in lutto in provincia di Treviso per la morte di Carla Pupinato, prima donna sindaco del comune di Quinto di Treviso, spentasi all'età di 85 anni. Proprio l'amministrazione comunale ha voluto ricordare l'ex prima cittadina, figura di grande rilievo per la nostra comunità e per il territorio, si legge nella nota. Insegnante di scuola elementare fino agli anni 90, ha saputo affiancare alla vocazione educativa un forte impegno nella vita pubblica e delle istituzioni. La sua carriera amministrativa è iniziata con la nomina ad assessore alla pubblica istruzione del comune di Quinto, di cui è stata sindaco dal 90 al 95. Nello stesso periodo ha ricoperto anche il ruolo di presidente dell'ente Parco del Sile. È stata poi assessore provinciale all'edilizia scolastica. I funerali di Carla Pupinato si terranno domani, venerdì 20 marzo, alle 10:30 nella chiesa di San Giorgio a Quinto.
Un mese fa vi avevamo raccontato la vicenda di una barista di Ponzano Veneto colta da malore nel suo locale e salvata dalla farmacista grazie al defibrillatore installato nel comune. Bene, la cinquantenne ieri mattina è tornata al lavoro dietro il bancone del bar. Ieri è stata dimessa e oggi è tornata subito qui. Sì, almeno un po' di allegria ti manca poi, anche se faccio mai mezza giornata, ma almeno stacchi. Anche perché mi sento bene. A meno di 24 ore dalle dimissioni, dopo 40 giorni di ricovero, Edi Salvadori, titolare del Mom Bar di Ponzano, è tornata al lavoro dietro al bancone del locale. Il 13 febbraio era stata accolta da malore proprio qui. Solo per fatalità il figlio, passato a salutarla, si è accorto della madre priva di sensi e ha chiamato i soccorsi. Di quegli attimi drammatici la cinquantenne oggi non ricorda nulla. Fondamentale. Che è andato a chiamare 118, però subito in farmacia che sono arrivate le dottoresse. Le farmaciste, utilizzando defibrillatore donato proprio dalla farmacia San Francesco al comune la scorsa estate, sono riuscite a soccorrere la donna in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Le sue condizioni erano apparse molto gravi. La corsa al cafoncello, poi l'intervento per l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo, 15 giorni di terapia intensiva e la riabilitazione a Motta di Livenza. Nonostante tutto, oggi è qui a raccontare questa esperienza con il sorriso sulle labbra. Mi sono ripresa bene e anche in fretta, subito. Abbiamo pregato in tanti. La cosa più bella di una comunità è scoprire che poi tutti i progetti per i quali uno anche pone fatica, energie chiaramente per la cittadinanza, abbia un buon fine e anche un successo. Nel giorno del rientro al lavoro è stato un continuo via vai di amici e clienti arrivati per portarle un regalo e per salutarla. Bisogna darsi animo e tirarsi su da soli e non darsi per sconfitto. Io avevo proprio voglia di venire a casa, quindi ce l'ho messa tutta per venire a casa in fretta. Un'intera comunità che si è stretta intorno a Edi, che lei stessa ha voluto ringraziare con un messaggio inviato a Baseggio, poi diffuso dal primo cittadino sui social. Di solito il sindaco riceve sempre messaggi a volte anche intimidatori, gente che si lamenta, raccolta firme. Il messaggio di ieri è stato bellissimo perché alla fine è una vita che riparte. Ringrazio mio figlio che è intervenuto subito, le dottoresse della farmacia San Francesco, il sindaco che si è subito interessato del mio stato di salute e tutti gli operatori sanitari che ho trovato. Ecco, allora ci chiede la linea dalla Biennale di Venezia nuovamente Lorenzo Maier. Ci sono degli aggiornamenti. A te Lorenzo, buongiorno di nuovo. Buongiorno a te di nuovo Magda e grazie al Presidente emerito della Biennale Paolo Bratta per essere con noi. Allora, una bella giornata per la Biennale, il Presidente Buttafuoco ha voluto lei e il Presidente Cicuto al suo fianco perché è un'opera che continua, questo padiglione restaurato, una bella giornata. Io sono qui particolarmente felice, è il coronamento di un lavoro pluriennale, di un impegno morale, economico, culturale. Cominciamo tanti anni fa con l'Arsenale, abbiamo continuato con l'Arsenale, abbiamo continuato con il restauro di Ca' Giustinian, abbiamo restaurato tutte le sale del Lido. E quando dico abbiamo, evidentemente continuo a immedesimarmi della vecchia mia funzione di Presidente. Ora si completa il padiglione centrale e si rinnova l'ASAC. Sono i gioielli della corona della Biennale che si vanno abbellendo, restaurando e rinnovando e ognuno porta con sé nuove idee e nuove prospettive, ma soprattutto il tutto dà alla Biennale quello che si merita, dei siti che sono all'altezza del suo grande prestigio internazionale e che deve manifestarsi non solo nella propria organizzazione come persone, cosa che è già manifestamente nota come eccellenza, ma anche nei siti e nei luoghi della sua rappresentazione, con la quale Venezia abbellisce la Biennale e la Biennale abbellisce Venezia. Quindi diciamo è una cultura che riqualifica anche parti di città. Sono tutte parti di città, tutte parti importantissime della città. Insomma, Ca' Giustinian sta all'ingresso di Canal Grande, non sta nascosta in qualche anfratto. L'Arsenale è per la città un monumento di importanza capitale.
il padiglione centrale e i giardini sono un punto di riferimento dell'urbanistica veneziana. Il Lido, non ne parliamo, il Lido è con la sua memoria e con le sue attualità un luogo di riferimento della vita culturale e della vita civile della città. Ecco, e ultimissima, una biennale che è da sempre casa del dialogo, anche della pace, quindi da qui lanciamo anche questo messaggio in questi giorni. Ma ci hanno chiamato le Nazioni Unite dell'arte, cosa vuole più di così? E quindi tutto verrà risolto? Spero. Grazie molte al Presidente Baratta per essere con noi. Magda, ti restituisco la linea se non hai domande dallo studio. Grazie a Lorenzo Maier. Noi ora torniamo a parlare delle Grave di Ciano, mentre avanza il progetto definitivo delle casse d'espansione muro contro muro tra sindaci, a ring confronto molto teso tra la sindaca di Crocetta del Montello e quella di Musile di Piave. Le visioni tra sindaci a monte e a valle dell'Opera sono diametralmente opposte. Basta, andiamo avanti, non c'è altro tempo da aspettare. Mi dispiace no. per il parco di Ciano, però qua si sta parlando, ripeto, di vite umane, si sta parlando di un'altra cosa. Quindi bisogna anche che il sindaco, insieme a lei, tutti i comuni trevigiani che si sono opposti a quest'opera, si assumano anche le responsabilità per tutti quelle vite umane che si dovessero perdere per un continuo procrastinare di interventi necessari. Lei vede che distanza abissale che c'è? Sì. Se queste visioni qua in qualche maniera non ci si trova e si parla, non arriviamo da Non si tratta di visioni, parte. si tratta di dati tecnici, no. dati da persone che se ne intendono, Anche i miei. che noi siamo in Anche i pericolo. miei. Sì, però qua si parla di un pericolo di un parco, lì si parla di vite umane, sono due piani diversi. Ma non sa neanche di cosa parla. Nessun punto di contatto a ring, le visioni sono poste su quello che serve al Piave per essere messo in sicurezza. Da una parte Marianella Tormena, sindaco di Crocetta, che dà voce a un intero territorio, il Montello, che si oppone al progetto di casse di espansione sulle Grave di Ciano, dall'altra Silvia Susanna, sindaco di Musile, che di fatto rappresenta i comuni a valle, sullo sfondo l'imminente progetto definitivo di Ciano, di cui si sta occupando un commissario straordinario. Per Susanna l'opera va fatta testualmente per salvare vite, per Tormena si sta agitando la paura per portare avanti un progetto obsoleto che nasce vecchio e che non sarebbe sufficiente a contrastare un'eventuale piena eccezionale come quella del 66. Io non sto negando che ci possono essere interventi anche da noi, perché no? Ma prima puliscono il Piave dove si è interrato, prima fanno le manutenzioni e fanno una progettazione da in cima in fondo. La visione dal Paus è quella di 60 anni fa. Abbiamo dovuto commissariare e delegare un soggetto esterno, per cui penso sia anche ora... L'autorità di bacino, no? Quindi arriva il commissario. Credo sia anche ora che il Veneto si riprenda il suo... Ruolo che una mozione presentata in regione da Sonia Brescaccin sul caso delle Grave vuole rinverdire con l'istituzione di un tavolo tecnico straordinario. Per me la discussione politica è durata anche troppo e questo è un caso eclatante e mi permetto di dirlo, anche la mozione della Brescaccin è una mozione che fa perdere tempo che noi a valle non abbiamo. A Treviso ancora con la questione dei lavori pubblici e delle asfaltature della città. I residenti lamentano fatte in modo irregolare e non appunto a regola d'arte. L'assessore Zampese spiega di avere già diffidato varie imprese e lo stato dell'arte sui molti buchi che sono rimasti in città dopo la posa della fibra. Abbiamo delle criticità dove abbiamo già diffidato le ditte. Noi siamo guardinghi e guardiamo veramente con attenzione perché riteniamo che le strade pubbliche siano un bene di tutti i cittadini e non possiamo permettere sfregi al nostro patrimonio. Quindi noi vigiliamo costantemente, le abbiamo diffidate, io ho anche sospeso 2 o 3 volte le aziende per lavori malfatti. Come se non bastassero i già numerosi cantieri, ci si mettono anche i lavori per la posa della fibra a maltrattare vicoli e vie, scavi malfatti e coperture anche peggiori, cantieri imposti comunque dall'alto. La posa delle fibre è una normativa nazionale, quindi sovraordinata alle normative comunali, sono normative per la transizione digitale e quindi noi subiamo diciamo, questa
queste lavorazioni. Zampese parla di 50-80 richieste che gli arrivano alla settimana dai cittadini e che riguardano due aspetti. O riguardano gli scavi quando hanno fatto il primo periodo, cioè scavi fatti male o rattoppati in modo approssimativo, oppure asfaltature finali, quindi ripristino finale, non fatto alla regola dell'arte, perché noi abbiamo un decreto scavi del 2013 che dice, norma pedissequamente come si fanno i rattoppi. Il secondo passaggio, quello di asfaltatura finale, deve essere fatto dopo 3-4 mesi dal primo e anche qui sono state riscontrate criticità che l'assessore chiede costantemente ai cittadini di segnalare. Tra i cantieri che si stanno per chiudere c'è invece quello delle mura che i fondi PNRR fissano entro giugno 2026, ma si stanno cercando altri bandi per finire la riqualificazione del tratto sud-ovest e candidare il bastione al patrimonio UNESCO. E vogliamo anche candidare all'UNESCO le mura di Treviso come sistema difensivo unico in Europa e quindi con quello saremo in grado anche di facilitare l'accesso ad altri contributi. A Padova ora il Centro Culturale Islamico di Via Turazza pronto a cambiare sede, dopo anni di polemiche potrebbe arrivare la svolta. Il Centro Culturale Islamico Al-Hikma di Via Turazza a Padova, al centro delle polemiche e proteste dei residenti, si dovrebbe trasferire a breve in una nuova sede in zona industriale. La conferma è arrivata lunedì sera durante la seduta del Consiglio Comunale dal vice sindaco e assessore all'edilizia privata Antonio Bressa, che ha risposto ad un'interrogazione della capogruppo della Lega Eleonora Mosco. È stata trovata una sede alternativa per quella, possiamo chiamarla moschea, ma non so se sia corretto chiamarla in questi termini, o comunque centro islamico. Non è detto che si risolvano tutti i problemi, perché la norma urbanistica regionale rende veramente molto difficile poter individuare anche una sede alternativa a quella regolare, perché ovviamente è un iter molto complesso, però sicuramente potrebbe essere che si trovi una sede che quantomeno risolve alcuni aspetti di convivenza con i residenti vicini. La nuova sede del centro culturale dovrebbe essere in via Uruguay, in zona industriale, lontana dunque da zone residenziali, come invece lo spazio di via Turazza, un immobile ad uso commerciale che senza autorizzazione nel corso degli anni era stato trasformato in moschea e spazio di preghiera. Per l'associazione Al-Hikma, ha detto Bressa, scatta anche l'ordinanza di demolizione dei lavori abusivi realizzati all'interno. La consigliera leghista Mosco, insieme all'europarlamentare Anna Maria Cisint, sono state le più attive nella protesta contro il centro islamico di via Turazza, che creava disagio ai residenti per le preghiere in orario notturno e il traffico di biciclette e scooter parcheggiati sui marciapiedi. Se non fossimo intervenuti noi 2 anni, 3 anni fa e non avessimo continuamente sollecitato la chiusura di un luogo che ha creato problemi giganteschi a chi ci abita, una moschea irregolare, su stessa ammissione dell'amministrazione comunale a cui noi abbiamo scritto, con cittadini disperati, che alcuni sono pure scappati perché non potevano resistere a vivere in quelle condizioni. Se non avessimo fatto tutto questo, la responsabilità di quell'amministrazione padovana non ci sarebbe stata. Adesso sostengono che si sposteranno. Noi finché non vediamo non crediamo, ma siamo pronti ad agire in giudizio perché i tempi sono abbondantemente scaduti. Quella moschea doveva già essere chiusa. E restiamo a Padova perché è stata bocciata in Consiglio Comunale la mozione in solidarietà ai poliziotti feriti a gennaio a Torino e scoppia la polemica. Era una mozione, a mio avviso, istituzionale, neutra, non politica, col quale io chiedevo di esprimere solidarietà. Ho chiesto nel mio intervento di chiamare questi 2 poliziotti alla presenza del questore, del prefetto, dei vertici delle forze dell'ordine e di dargli una nota di solidarietà e di far presente che la città è vicina a coloro che prestano servizio. La mozione per esprimere solidarietà ai poliziotti padovani feriti a Torino lo scorso 31 gennaio durante la manifestazione per il centro sociale a Scatassuna
ha spaccato l'aula del Consiglio Comunale di Padova. Le mozioni presentate dal consigliere Luigi Tarzia dell'UDC insieme ad Elena Cappellini di Fratelli d'Italia sono state bocciate. Il sindaco Sergio Giordani e l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina sono usciti dall'aula durante la discussione prima del voto, da qui la dura presa di posizione dei consiglieri della minoranza. Mi dispiace dover confermare la nostra posizione che da qualche tempo avevo sollevato dicendo che si erano distanziati i rapporti tra questore e prefetto con il sindaco Giordani e ahimè hanno palesato, andando contro questa mozione, quanto ho sempre sostenuto, ovvero i rapporti sono amari e quindi non vogliono neanche in aula dimostrare che invece viceversa ci sia una collaborazione. Durante il voto la maggioranza si è spaccata con i voti contrari di PD, Coalizione Civica e Insieme per Giordani, mentre la lista Giordani e il presidente del Consiglio Comunale Antonio Foresta si sono astenuti. Il PD con il capogruppo Gianni Berno ha precisato durante la discussione che il voto contrario non vuole mettere in dubbio la condanna ad ogni forma di violenza, nella vicinanza alle forze dell'ordine. La solidarietà ai due poliziotti infatti era già stata espressa in un'altra seduta del Consiglio Comunale e le emozioni in questione, ha detto Berno, erano fuori tempo. In concomitanza con il referendum sulla giustizia, domenica 22 e lunedì 23 marzo prossimi si terranno anche le elezioni politiche suppletive per la Camera dei Deputati in 2 collegi uninominali del Veneto, necessari per sostituire i parlamentari dimissionari Alberto Stefani e Massimo Bitonci. Sentiamo. I nomi di chi sostituirà Alberto Stefani, neopresidente della regione, e Massimo Bitonci, nuovo assessore regionale, si conosceranno dopo il voto di domenica e lunedì prossimo. Le votazioni per le supplettive nella nostra regione riguarderanno 2 collegi dell'8ª circoscrizione Veneto 2. Il collegio Veneto 201 comprende l'intera provincia di Rovigo e 36 comuni della provincia di Padova situati nella zona della Bassa. In questo collegio i candidati sono 3. Per il centrodestra corre Alberto Di Rubba, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Unione di Centro. Il centrosinistra schiera Giacomo Bovolenta, appoggiato da Partito Democratico, Italia Viva e Alleanze Verdi e Sinistra. Il terzo candidato è Giuseppe Padoan di Italia Resiste Libera. Il collegio Veneto 202 invece comprende 41 comuni della provincia di Padova, tra cui Cittadella, Campo San Piero, Vigonza, Rubano, Limena, Piazzola sul Brenta, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia e Noventa Padovana. In questo collegio i candidati sono 4. Il centrodestra sostiene Giulio Centenaro, appoggiato da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Unione di Centro. Il centrosinistra presenta Antonino Stivanello, sostenuto da Partito Democratico, Italia Viva e Alleanza Verdi e Sinistra. A completare la lista dei candidati ci sono Andrea Paccagnella, sostenuto dal Movimento Ora, e Mario Adinolfi, candidato del Popolo della Famiglia. E abbiamo un'ultima ora di cronaca che ci arriva da Vicenza con un episodio ancora una volta di violenza nei confronti delle donne. Un 39enne residente a Piovene Rocchetta ha tentato di sfondare la porta di casa dell'abitazione della compagna e poi ha aggredito i carabinieri intervenuti 2 volte sul posto dopo aver dato l'allarme che era stato appunto lanciato dalla donna. All'arrivo dei carabinieri l'uomo è stato immobilizzato ed arrestato, aveva colpito più volte la porta a calci e pugni tentando di sfondarla. E restiamo a Vicenza per parlare di un'altra questione ben più leggera ma che comunque sta facendo discutere in città, è quella della presenza dei gatti al cimitero, troppi secondo appunto molti. Proprio per questo l'ENPA, Ente Protezione Animali, propone al comune di mettere il cibo dentro delle casette per il decoro e l'igiene del cimitero maggiore. Ci racconta tutto Mirko Cavallin.
Buongiorno dal Cimitero Maggiore di Vicenza con Simone Squarcina alla parte tecnica. Il cimitero è non solo qui a Vicenza, un luogo dove spesso tanti gatti trovano rifugio, un luogo fuori dal traffico, fuori dai pericoli, ma ultimamente la colonia felina qui a Vicenza si è moltiplicata fuori misura. Siamo tra l'altro all'inizio della primavera, dopo la stagione degli amori in cui appunto le famiglie feline potrebbero ulteriormente modificarsi. Sono con due volontarie dell'EMPA, Federica Dallago e Eddie Rohan, che stanno seguendo un po' questa situazione. Cosa trovate, Federica, qui di giorno, di sera, di notte? Sì, allora buongiorno a tutti. La situazione è abbastanza varia, nel senso che adesso abbiamo richiesto recentemente al Comune la possibilità di installare delle postazioni fisse, 7, su tutta l'area del cimitero, proprio per contenere e controllare il cibo somministrato ai gatti, perché molto spesso molti cittadini, anche in buona fede, rilasciano del cibo un po' ovunque, quindi il rischio e anche di trovarci con delle postazioni non autorizzate, non da volontari EMPA, ma da persone comuni, e naturalmente si crea anche un po' di sporcizia, o comunque insomma il cibo lasciato in giro non è mai un buon segnale. Inoltre a volte troviamo anche dei danni, delle situazioni di dispetti, quindi anche dei bocconi avvelenati o comunque delle sostanze tossiche per i gatti, quindi bisogna contenere il tutto, ecco. Eddie Rohan, che cosa chiedete, che cosa state chiedendo insomma al Comune, a MCPS, insomma a tutte le organizzazioni che poi si occupano della tutela e del bene di questo luogo sacro? Sì, allora il controllo del cibo è indispensabile per poter sterilizzare, perché per prendere i gatti devono avere fame, se no non entrano nelle nostre gabbie, e qui dentro molti di noi hanno passato giornate della loro vita. La sterilizzazione è fondamentale per calmierare ovviamente il numero dei gatti e rendere possibile la convivenza. Per questo motivo, oltre a anche le persone che portano cibo possono sempre aiutarci in altro modo, e abbiamo anche bisogno di fondi, perché a volte i posti ASL non sono sufficienti, anche magari nei giorni in cui noi catturiamo un gatto, quindi abbiamo la certezza di averlo preso. Quindi sia fondi pubblici che fondi di privati, noi siamo nella massima trasparenza sui gatti che prendiamo, che spesso paghiamo noi volontari pur di farli, in modo, come diceva lei all'inizio, in modo da trovare una situazione armonica di convivenza tra dei gatti e le anime dei defunti, per chi ci crede, e i loro cari che vanno a trovarli, perché un luogo così è comune in moltissime altre città e si sono trovate prima le soluzioni e il numero si è assestato. Grazie. Dunque, più ordine, il cibo distribuito in modo controllato. Allora, Federica, che invito fare ai cittadini che vorressero aiutare questi gatti e anche un invito a quelli che invece vorrebbero eliminarli? Allora, il primo invito è di non abbandonare assolutamente i gatti, perché altrimenti tutto il nostro lavoro va anche naturalmente, non riusciamo a star dietro alle sterilizzazioni, perché è molto impegnativo e molto difficile anche catturarli per sterilizzarli, perché sono per lo più selvatici. Inoltre invito tutti a segnalare se ci sono situazioni in cui vedono bocconi particolari, strani, o comunque postazioni fuori controllo, naturalmente avvisarci, e se possibile anche un domani noi speriamo, ci auguriamo anche di trovare dei posti adeguati per le degenze, cioè per poter contenere i gatti il necessario prima di liberarli, e abbiamo bisogno anche degli spazi, magari anche privati o pubblici, qualsiasi persona possa avere a disposizione uno spazio che non utilizza, si faccia avanti, oltre alle donazioni, ecco, tutto per aiutare i gatti. Grazie. In modo che Vicenza sia una città a misura di gatto, a dispetto di quel che dice il famoso proverbio. Con Simone Squarcina alla parte tecnica, da Vicenza è tutto, a voi. Ed è tutto anche per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi, a tutti un buon pomeriggio, come sempre subito dopo la sigla le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.